Brutte notizie per il Napoli, ma prima dei dettagli iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna notizia dal Napoli. Politano e il gesto ai tifosi del Milan, la procura FIGC apre inchiesta. Non è passata inosservata la reazione dell'esterno del Napoli che ha risposto in modo tutt'altro che elegante ai sostenitori rossoneri. Cosa rischia adesso? Non è passato inosservato il gesto di Matteo Politano durante la partita contro il Milan. Un episodio che si è verificato nel primo tempo con l'attaccante del Napoli che si è rivolto ai tifosi rossoneri che erano presenti nel settore ospiti poco distanti da dove si trovava l'esterno di Spalletti. Politano, per rispondere ad alcuni insulti ricevuti, si è portato le mani verso le parti intime per mostrarle al pubblico rossonero in un momento di stop della gara. La posizione della FIGC. Nei giorni successivi alla partita il video dell'episodio in questione è diventato virale. Politano ha ricevuto diverse critiche dai tifosi del Milan e non solo. Ora interviene anche la procura della FIGC che, infatti, ha appena aperto un procedimento nei confronti dell'attaccante del Napoli. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e, soprattutto, cosa rischierà l'esterno di Spalletti in una fase clou della stagione. Lasciate nei commenti cosa ne pensate. Sono troppo severi o Politano merita la punizione? Commenta e iscriviti al canale perché in qualsiasi momento ti aggiorno con le ultime notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!